Filiberto Perilli, adesso che Bersani e il PD ha miseramente scaricato l'IDV, questo è un simpatizzante mi pare, considera ancora Bersani affidabile e credibile insieme al PD intero, oppure è tempo di attaccare frontalmente, senza se e senza ma, quel partito che non è altro che la variazione del fuorviante asse PDL-UDC, come ha sempre dimostrato? Beh, insomma, questa alleanza la fate, terrà, è credibile. Innanzitutto è ingeneroso nei confronti di Bersani, perché Bersani, se è un attenuante o una causa di giustificazione, per usare i termini penalmente rilevanti. Intanto abbiamo già stabilito che Bersani quindi è imputato, no? No, ma la causa di giustificazione vuol dire che non ha commesso reato. Ah, ecco. Attenzione, per questo ho fatto. Ci spieghi perché, vediamo un po'. A Bersani gli si può dare una causa di giustificazione e il fatto che lui è segretario di più partiti, mica di uno solo, e quindi ci sono quelli che vogliono il Monti bis, quelli che non vogliono più parlare di Monti, quelli che vogliono una legge in un modo, quelli che vogliono una legge in un altro, quindi voglio dire, queste primarie sono importanti perché gli danno la forza di poter imprimere anche in nome dei cittadini che con le primarie lo aiutano a vincere, se vince, gli danno la forza di fare una scelta ben netta anche all'interno del proprio partito. Se nel caso dovesse vincere Renzi, vuol dire che gli elettori hanno dato una scelta ben netta. Noi dell'Italia dei Valori aspettiamo queste primarie e il giorno dopo vogliamo andare a verificare nel merito, chiunque abbia vinto, se il programma che intendono portare avanti è un programma che si può sposare con le nostre proposte di legge, ripeto, 4 referendum stiamo proponendo adesso, che devono essere 4 punti del programma da inserire nel prossimo programma del centro-sinistra, perché è chiaro che se noi raccogliamo 1 milione di firme, non è che arriva in nome della coalizione, prendiamo 1 milione di firme e lo buttiamo. Diremo alla coalizione, scusami, a questo 1 milione di firme, non abbiamo più bisogno neanche di fare il referendum, facciamo la coalizione, vinciamo l'elezione e nei primi 100 giorni facciamolo, riformiamo la Fornero, rimettiamo in condizioni i lavoratori di essere rispettati. Questo è uno degli esempi. Per quanto riguarda il Partito Democratico, l'appello che fa questo signore, come si chiama? Giovanni? No, no si chiama, vabbè, come si chiama? Filiberto Perilli. Ecco, Filiberto, ti prego di comprendere che il giorno dopo l'elezione governa chi ha vinto, e allora che noi spacchiamo tutto, la differenza fra noi è Grillo e il Movimento 5 Stelle dove sta? Da me non si intenderà mai una parola contro quel movimento né coloro che lo votano, perché se uno protesta perché è esasperato, tu ti devi arrabbiare con chi l'ha esasperato, non con chi protesta. Ma perché chiediamo il voto a noi, al posto del Movimento 5 Stelle? Perché la protesta fino a se stessi, il 29, quando si va a votare, il giorno dopo le elezioni, finisce. Il giorno dopo le elezioni rimane protesta. Invece l'invito che faccio io qual è? Quello di costruire il voto a noi è una forza, è il voto a una forza politica che lavorerà per costruire una coalizione di governo. Il voto a noi è il voto a una forza politica di governo, non di opposizione, ma di governo, non per sistemarsi nella poltrona. Adesso voglio dire, lei prende l'UDC, a una regione sta col centrodestra, a una regione sta col centrosinistra, a un comune sta col centrodestra, cioè a chi mi offre di più? Noi vogliamo fare un programma ben determinato, riformista, solidale, equo, che rimette in discussione questa ridistribuzione delle ricchezze così come è adesso, e in un'ottica di questo genere vogliamo andare al governo con le altre forze politiche che possono avere un programma in linea e compatibile con il nostro e il nostro con il loro, con un sano compromesso, ma per governare il giorno dopo. Questo è importante. Allora, se io dovessi dire manda tutto all'altro paese, mando tutto all'altro maestro, faccio una bella figura, ma il giorno dopo al massimo ho garantito 4-5 posti. L'esempio, è vero o non è vero che ieri, che tutti dicono che il decreto anticorruzione è sbagliato, è vero o non è vero che l'Italia dei Valori ha votato contro, che i nostri 10 senatori hanno votato contro? Sì, ma se ne sono fregati. È vero o non è vero che io sto dicendo tutti i giorni che bisogna costituirsi parte civile al governo? Sì, ma certo. fino a mo' ci hanno votato contro. Se io invece avessi un risultato e un voto tale per mettere in condizione gli altri partiti che devono votare per stare in coalizione insieme a me e devono votare come noi diciamo, ho prodotto un risultato o no? E allora dateci forza. Quindi volete governare, però io penso che dovrete acconciarvi all'idea di governare con l'UDC da un lato. Manco morto. Manco morto, e se i numeri non ci sono, penso che governano loro.
Quindi se c'è l'UDC, l'Italia dei Valori non c'è. Ma non è che ce l'ho con l'UDC perché si chiama No, UDC. no, no, ma è un'informazione che le chiedo. Ma vorrei precisare, non è che perché c'è l'UDC, perché adesso se no non vorrei che chi fa la rassegna stampa adesso dice Di Pietro UDC manco morto, è troppo temo che uscirà questo però detto. Però chiariamolo, italianizziamo il Di Pietrese. Io non ce l'ho con l'UDC in quanto tale. Il programma che porta avanti l'UDC è un programma che non condivido, è lo stesso, però, che non condivido, per cui preferisco come partito chiedere agli elettori di darmi la forza per convincere spontaneamente o quantomeno spintaneamente l'altra parte del centrosinistra a trovare un accordo con noi su un programma più equo, più solidale, più a difesa delle fasce sociali più deboli e più oneste, che rispetto a quel modello di programma che vuole portare avanti l'UDC, che è un modello di programma che interessa più la casta, più le lobby che i cittadini. Quindi insomma, manco morto ci stava. Ma io l'ho tradotto in Di Pietrese e poi l'ho tradotto in italiano. Ecco, ma se... Quindi a chi fa la sintesi dell'ANSA, traduca poi il Di Pietrese in italiano. Traduca manco morto. Ultimissima cosa, poniamo anche il caso che Bersani accetti il suo schema, quindi non fa l'accordo con l'UDC, i numeri gli consentono di governare con voi e quindi di fare una coalizione tutta di centro-sinistra, anzi più di sinistra che di centro, però non mette i 4 punti che sono nel referendum che voi sostenete e avete presentato. In quel caso lei entra o non entra? Ma voglio dire, come fanno a mettere lo stesso Selle che non potrebbe entrare, perché Selle sta insieme a noi raccogliendo le firme. Perfetto, ma se non li mette? Ma non è che non li mette, lui stesso nel momento in cui ha fatto l'accordo con Selle ha dovuto rimettere in discussione, lui stesso ha detto. Sì, però non ha detto che sosterrà il referendum Bersani, e non credo che lo farà. No, attenzione. Una cosa è non sostenere la raccolta delle firme, è quello, il lavoro da contadino, siamo abituati, lo facciamo noi. Ma ci scommettiamo un caffè io e lei che siccome noi le firme le raccoglieremo, quando ci sarà il referendum il PD sarà compatto nel dire che bisogna votare a favore del referendum, ci scommettiamo il caffè con gli elettori? Cioè lei dice che sarà compatto? Il PD? Sarebbe la prima volta che il PD è compatto. Si spaccherà, quello che fa sempre. Da retta a me. Soprattutto sui referendum. Da retta a me. Comunque, ci rivediamo qua e vedremo come andrà. Un caffè sui referendum, bene. Si faranno. Il problema di fondo è a raccogliere come al solito, poi sai come significa, no? La differenza fra il contadino e il contadino deve zappare la terra per coltivare, però poi quando lo porta a tavola... Quindi noi dobbiamo raccogliere firme, ma poi quando si tratta quando la tavola sarà imbandita vediamo che succede. Va bene, allora su questa scommessa chiudiamo il nostro videoforum con l'onorevole Di Pietro, la ringraziamo di essere stato con noi e noi ci rivediamo presto. Buona